Buongiorno a tutti e buona settimana. Il Vangelo di ieri si concludeva con la lettura da parte di Gesù di un passo del profeta Isaia, tratto dal capitolo 61. Quel passo diceva: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, lo Spirito del Signore mi ha consacrato, perché io porti il lieto annunzio ai poveri, la liberazione ai prigionieri». Quelle parole non sono pronunciate da Gesù soltanto per se stesso, ma sono pronunciate per ciascuno di noi. Tutti noi abbiamo ricevuto il battesimo e la cresima e in virtù di questi sacramenti, come Gesù, siamo invitati a portare la parola di salvezza, una parola di consolazione in ogni ambito della vita. Oggi, in modo particolare, vorrei che questa nostra missione si concentrasse attraverso la preghiera su 3 ambiti particolarmente importanti. Il primo riguarda la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che si sta concludendo in questi giorni. Tante divisioni che si sono create tra coloro che credono in Gesù, che condividono lo stesso battesimo, la stessa parola, la preghiera del Padre Nostro, ma poi tante divisioni storiche che hanno in qualche modo lacerato il corpo di Cristo che è la Chiesa. Attraverso la nostra preghiera, il nostro impegno per l'unità, noi possiamo lavorare perché questa divisione venga superata, perché si riconquisti davvero l'unità del popolo di Dio. Il secondo motivo riguarda il nostro Paese. Oggi, lo sappiamo bene attraverso i mezzi di comunicazione, inizia per l'Italia una settimana davvero molto importante ed impegnativa, nella quale si realizzerà l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Come cristiani noi sentiamo il dovere di pregare per il nostro Paese e di invocare il dono della sapienza e dell'intelligenza per coloro che sono chiamati a questa altissima responsabilità di eleggere colui che ci rappresenterà all'interno e all'esterno nei prossimi 7 anni, affinché scelgano una persona equilibrata, una persona attenta ai bisogni di tutti, in particolare dei più bisognosi, e sappia davvero creare unità all'interno della nostra nazione. Il terzo motivo purtroppo ci colma di tristezza, perché riguarda un vostro coetaneo che, come avrete sentito dai giornali, purtroppo ha perso la vita durante l'esperienza di PCTO, di alternanza scuola-lavoro, proprio nell'ultimo giorno a conclusione del suo progetto. Vogliamo davvero ricordarlo con affetto, domandandoci anche il perché ancora possano accadere nel nostro Paese certe situazioni, certi eventi che non trovano una spiegazione plausibile, perché la sicurezza nell'ambito del lavoro, soprattutto per i giovani, dovrebbe essere una priorità, non solo per gli imprenditori, ma per tutto il Paese. E allora il nostro pensiero corre al caro Lorenzo Parelli, che frequentava l'Istituto Bearzi di Udine, un istituto di formazione professionale. Aveva appena compiuto 18 anni Lorenzo, era pieno di entusiasmo per quello che stava facendo e in quel lavoro aveva intravisto anche il suo possibile futuro professionale. Vogliamo allora, attraverso un minuto di silenzio, ricordare questo vostro coetaneo e così affidarlo anche al Signore, perché la sua giovinezza non sia stata sprecata, ma possa davvero rappresentare un esempio da seguire e soprattutto un monito per coloro che hanno responsabilità.
la grande causa dell'unità dei cristiani, il nostro pensiero per l'elezione del Presidente della Repubblica, il ricordo di Lorenzo, tutto raggruppiamo e mettiamo nella preghiera che Gesù ci ha insegnato e che ci rende tutti fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona settimana e buon impegno a tutti voi.